Con la purpura e viola, scarlatta e creme, e faseren la montura per funzioni dal santuari, a faseren i vestiti liturghi destinati a Aaron, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. A faseren le fot di aur, di purpura e viola, scarlatta e creme, e di fili rituard, e faseren gli splachis d'aur, e li tagliaren a strissolis, per darli sdonghi in strecce con la purpura e viola, scarlatta e creme, e col fil, usance i ricamadors. I faseren alle fot dos palenis che li staccaren in somp ed apit, così a saltafur tutto un tocco unit. La siarpe che lo teniva peat e che ieri parsore vie, e ieri fatte compagni, e a ieri in chiechè tutte di un tocco. E ieri in tessuto di aur, di purpura e viola, scarlatta e creme, e di fili rituard, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. A lavorare in gli spieris di quarnaline, da disdonghetes rosettis d'aur, la che foren picchiats come in tun sigil in uns dai figli di Israele. Torde spalinis dalle fote taccaren gli spieris in memorie dai figli di Israele, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. A faseren il pettoral, lavorat compagni dalle foto, di aur, di purpura e viola, scarlatta e creme, e di fili rituard. Aliere quadrate doppli, l'oncune quarte e l'arcune quarte. Lu fornirin di quadri ris di pieris, une quarnaline, un topazzi, un smeralde primerie, un turchese, un zaffir e un beril de seconderie, une agate, un giacente, une ametiste di arcerie, un crisolito, un calcedoni e un jasp de quarterie. E ieren inchiastrats des rosettis d'aur. Li spieris e corrispondevin ai noms dai figli di Israele, dodis, seonti lor noms, e ieren picchiadis usance i sighi, ognuno col suo nome, come lis dodis tribus. Sul pettoral e faseren anche chiedenotis d'aur rut, a forme di strecce. A faseren des rosettis d'aur e 2 anei d'aur a metteren i 2 anei d'apit dal pettoral. A metteren lis 2 streccis d'aur dai 2 anei tes 2 estremitats dal pettoral e a metteren i 2 chiavets de streccis tes 2 rosettis. Iu metteren cusè sugli spalenis dalle fot pardenant. E faseren anche 2 anei d'aur e iu metteren in sompe d'apit dal pettoral, par dentri, de bande dalle fot. E faseren anche mo 2 anei d'aur e iu taccaren te spalenis pardenant dalle fot, sot, pardenant, là che si giuntave, parsore de siarpe dalle fot. E pearen gli anei dal pettoral, cui anei dalle fot mediante di un cordon di purpura e viole, in modo che il pettoral resta sempre pasore de siarpe dalle fot e non si distaccasse dalle fot, come che aveva ordinato il Signore. Poi e faseren la mantelline dalle fot tissude tutte di un toc di purpura e viole, e il sclap tal miec de mantelline, aliere compagno dal sclap di un corset di gucchie. Il sclap aveva torator un or che non si sbregava. Sulla plete de mantelline e metteren miluzzi ingranati di purpura e viole, scarlatte e creme e di filo rituard, e metteren anche campanelli d'aur e applacciaren gli campanelli jenfri dai miluzzi ingranati. Une campanelle e un miluzzo ingranato, une campanelle e un miluzzo ingranato torator de plete de mantelline, che si metteva tes funzioni come che aveva ordinato il Signore a Mosè. Poi e faseren gli stonis di fil tissut, per Aaron e per i fis, il turbante di fil, gli sbarretis di fil, i mudandons di fil rituard, gli cintoris lavoradis di fil rituard, di purpura e viole, scarlatta e creme, come che aveva ordinato il Signore a Mosè. E faseren anche un flor, il segnale de consacrazione, di aur rut,
e a scrivere in parsore usando un sigil, bandit pal Signor, e mettere in parsore vie un cordon di purpura e viole per pealo tor dal turbante, ad alt, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. E fuori in cui finiti i lavori del santuario, de tende de convigne, e aveva infatti proprio come che il Signore aveva ordinato a Mosè. I portare a Mosè il santuario, la tende e tutti i fornimenti, i chians, gli sbreis, gli scoloni e i ciocqui, il cuviarte di piel di roc tengiude di ros, il tapon di corean fen e il vel de tendine, l'archie dal pat con i sostagni e il propiziatori, la tavola con tutti i fornimenti e i panis de uffiarte, il candelier di aurut, le sus lampadis, una schirie di lampadis, con tutti i sei fornimenti, comprendut il ueli per illuminare. L'altar d'aur, il ueli di unzione, l'incenso profumato e il tendon per entrare de tende, l'altar di bronzo e la gridella di bronzo, con i sostagni e con tutti i fornimenti, la conchia col ciocul, gli stendenis dal sagrato, gli sus colonis, i siei ciocui, il tendon per parte dal sagrato, gli sus guardis, i siei picchezzi, e tutto il fornimento che coventava per funzioni dal santuario, per tende de convigne. La montura che aveva indidoprà per funzionare al santuario, la montura benedite per pre di Aaron e la montura per i suoi figli, per essere in grado di funzionare. I figli di Israele avevano infatti tutti i lavori da ora che il Signore aveva ordinato a Mosè. Ma Mosè aveva dei lavori e aveva infatti proprio come che il Signore aveva ordinato. Allora Mosè gli benedì.